allontanatevi. Ecco, ma me lasciai sbassare. Togliete le sedie anche. Siete visit dei momenti dai dis prima del terremoto? Cal era tan chiaro, parecia i prins di mai, che non si aspettava una roba del genere. E è venuta una sera a Nufeal, ha cominciato a tremare la casa e io gli ho detto subito a Bettino e Gianna, al terremoto schiampino. E allora ho scelto il coraggio di fuori e anche le daiavo stanza, la Giglia, il Pieri e il Giovannino sono cresciuti. E la Gianna non sapeva ciò che aveva di fare. Ha detto, buttati partiare. E non è che dopo ho sentito che da monte venivano i classi che sbatteva in quintri arbori. E allora ho tirato sulla sinistra e ho stato là, che dopo la prima era stata piccola, ma la seconda sembrava che non finisce più. E ho aspettato che finisce per sapere come di fare. E abbastanza volevo incollare il signore con loro in Mattiozzo. Ma io, Bettino e la Gianna volevano là a Tarcenle dal zio e allora ho scierato la porta di casa e ho ben volucciato e ho inviato la Gianna davanti e io con Bettino da U. E la U, anche la U, io credevo che la U non fosse. E invece erano spaventati anche loro. Però hanno detto che le svacche stalle dormivano, si erano muoiti. Sì, non hanno chiatato che al fosco c'è. I chianchi berlavano di ogni banda, che si sentiva sia a sua Sibilis e sia la in riviera, che si sentiva di più. Ecco, io faccio che gliel'abbia. Sono stati premonizioni, per esempio, il comportamento anomalo di besties? Beh, io non ieri avevo di bestie, so se non è che le di abbastanza avevano un chianotto, che mi pare che si chiamava Lila, e che dai dieci erano state plattate le cantine, sodlicioni, che forse si sentiva più al sicuro. Dove ieri tu con che la terra ha cominciato a tremare? Ho ieri sentito in chiesa che la Gianna era arrivata di ora e mangiava, e Bertino anche lui. Allora sono tornati a chiedere e dopo si è schiampato, io ho detto che il terremoto si è schiampato di fuori. Che stavi tu facendo? Niente io, perché non potevo, io avevo di stare quieta con le mie gambe. Aspettavo che la Gianna mangi. Se tu provato le prime scosse? Ma veramente io non sono paurosa, anche per non fare paura ai frutti. Ma dopo avevo paura di fuoco perché sembrava che non finisce mai la prima scossa, la seconda ossia. Perché con la prima io sono schiampata, che era corta. Che tu fatto? E niente, ho iberlato i frutti di cori e ho stato di furve, finché non è passato che scosse, anche per dopo tornare dentro a chiudersi di vestirsi, volucciarsi. Che tu veduto? E ho veduto lampi per tutto il paese, dato che chi ne biele viste aveva in ceviodi. Si vedeva lampi, si aveva anche come con che forse ieri le luci che si staccavano, forse come con che il temporale al fas che lampi grandi.
Čemu ti siete organizzati per gnocchi? E ho scelto le dal zio Pieri e anche loro avevano imporre e allora ho scelto queste macchine in tal workshop. E erano 5 macchine, spazi che erano di fuori. Insomma, io vedevo che il guardiano di Ville Moret con una potente luce all'illuminare aveva di salire con la più la torretta che inizia colata il 15 di settembre o il 25. Le seconde scosse. Di seconda Circa di scorsa è settembre. colata, mentre che io ieri a Glemone che la Gianna si sposava. Qui ti ha aiutato oppure qui ti ha aiutato a te? Ma prima di tutto miei frati, perché alla venuto Bertone Salesian, il mese di giugno è venuto zio Mario dall'Australia e dopo zio Nando anche lui dall'Australia. Mi hanno aiutato e dopo a tirare su, a tirare queste chiese e a mettere a posto il cuviato e a aggiustare gli spaccatori che ieri. Insomma, ieri quasi a buono avevo avuto un 5 di quei volontari e ci hanno aiutato veramente. Čemu ti è durato vissuto l'estate al 76? E l'ho vissuto in tal box, in te tende che avevo in una canadese. Io nata a Cento in tu nord, perché chi non era poi di mettere né un box né niente. E volevo che di patocchi che volevo in la via, ma non era poi di poter mettere niente. O se in collina, via. Ce ti ricordi dall'operato dal compito dei volontari? E che erano venuti tanti anche di Valdobbiadene, dal Trentino, di tutto il Veneto, anche di lontano. E hanno cercato di aiutare un po' per dopo, perché non arrivava in per dopo. Allora il disastro era rimasto grande. E allora è un te che hanno aiutato per dopo, non che dopo purtroppo ciò che hanno fatto, ciò che è stato aiutato, è tornata là con la seconda scossa. Che di settembre? Sì, come che noi avevamo la chiesa che era di clap e allora non tengo tanto. Il clap al molle di Pui. E allora si è spugnato dopo tornare a demolire un plan e fare le sfondi, si mette tutto recintato, fa a basso un ciocco per le alla chiesa sotto. E dopo metti i cordo e i pazzori. Ha finito? Sì. No. Ecco, io sono Maria Treppo, dite Moderian, con il terremoto avevo 62 anni, avevo una figlia di 20 e il fratello di 12. Sono riuscita a tirare vendendo. Ieri sto in Cebocca. Ieri a Tarcento, il borgo, una volta si diceva il borgo di Intrec. Ma lei sotto la Villa Moret, sotto la chiesa che ha il tetto verde là, in nord. E ho passato il tempo, la notte là, e di con che era il tempo che so a cercare di aiutare e di mettere a posto la chiesa, che quasi io ero arrivata al punto giusto. Prima che torni la seconda scossa ho dormito 2 sere di chiesa, io stavo, ma dopo non era più il caso. E ieri in Zatrepi la chiesa? Sì, E ieri che ca? che là.
Che là. Grazie. Sono Maria. E io sono Sharon, siamo venuti a intervistare la nonna di Maria. Sì, ma non mettimi in metti. No. No, adesso... E ora voi mette stiasi di chi ha che spaccico io tutto un lusso e anche tutta una perfezione, mentre che io mi piace poi la di fuori io delle rosi se l'ho. La caffettiera, il nylon, il disordine.